Ma la fai fuori se vuoi, non ti preoccupare, poi riusciamo a... Allora, hai un minuto? No, io anche per analizzare, volevo solo chiederti quando chiediamo per la disabilità, perché la questa era analizzare, era la del Castello Svevolo, e solo per analizzare, per non far trovare benefici. Passo. Fai una domanda a uno degli amici. Ho voluto farla. Allora, è chiaro a uno degli altri tre. Volevo farla a 5 perché sono farla la dottoressa Di Geronimo. Se divento sindaco di Bari, il giorno dopo mi viene a trovare, andiamo a prendere un caffè insieme, parliamo del futuro di questa città. Che porti la focaccia nel mondo e faccia diventare la focaccia meravigliosa. Ma io sicuramente lo verrò a trovare perché sarò in quel consiglio comunale, pertanto ci dovremo confrontare. Spero che se divento sindaco io lei farà la stessa cosa, non tornerà a Roma a fare il deputato perché Bari ha bisogno di una presenza costante e continua. Ti do del tu, visto che me l'hai dato, e quindi sono... Ho dato del lei, però no, possiamo per me possiamo per lei, sì, non vieni a trovare, sentito. No, mi viene a trovare. Ah, mi viene a trovare. Però se vuoi ci diamo che tu io non ho problemi. Grazie. L'ultimazione di Paolo. Sì, la domanda è molto semplice. Premesso che la politica urbanistica negli ultimi decenni ha creato profonde solitudini all'interno delle periferie, ha prodotto terribili guasti in danno delle fasce sociali più deboli e più disagiate che vivono appunto nelle abbandonate periferie. Io vorrei chiedere all'ingegnere Di Paola qual è la politica e quali sono i suoi programmi nelle periferie della città di Bari, in particolar modo con riferimento alle culture. Allora, io intanto devo dire che cancellare proprio dal mio vocabolario e anche dal sentimento della città la parola periferia, perché già nel momento in cui si pronuncia una condanna. Vuole produrre un falso, visto che esistono. Vuole falsificare la realtà. Mi pare che non ci sia un termine giuridico riavocato che sia una periferia, però per il caso che facciamo, diciamo, possiamo fare quello che vogliamo. L'importante, il primo problema dei quartieri esterni, diciamo così, quartieri, è il problema dei trasporti, del collegamento con il resto della città, e non solo per trasportare chi dorme o chi in città per lavorare, ma anche per portare affinché questi quartieri vivano una loro realtà autonoma e una loro cultura e una loro identità. Io darò un'identità ai quartieri di Bari, un'identità loro, attraverso un collegamento efficiente tra di loro e con il resto della città, e magari con il mare, perché sono quartieri che non hanno mai visto il mare e nessuno mai si è preoccupato di capire la differenza tra un abitante di Viole Camicia che attraversa due isole e si trova sul nostro lungomare e un abitante di Celle dello Seto che per arrivare dal mare ci mette di più. Il rapporto col mare si recupera anche collegando i quartieri interni con il litorale. Io darò un'identità culturale, economica, un'identità ad ogni quartiere, anche i quartieri cosiddetti periferici.